natalizi. Va bene, subito. Scrivete. Io ho 26 anni, è un anno che sono partito, però dai. Ma hai grinta e determinazione. Non dobbiamo mollare mai. Mai. Ci deve scrivere qua. Su questo sito c'è un indirizzo di posta elettronica. CT Piazzola, che ci siamo viste a Piazzola. Va bene. Sopporto l'idea che chi vuol fare subito e ha i soldi per investire debba aspettare, magari perdi l'investimento a causa della burocrazia. Fieri di lei. Grazie mille. Non pensavo che fosse così puntuale arrivare anche al nostro comune, un comune di 2750 abitanti, ha tutta la mia stima e l'ammirazione. Grazie alle nuove regole sul lavoro, sul Jobs Act, sono già 7.000 i posti di lavoro e 2.600 aziende venete stanno utilizzando le nuove regole del Jobs Act per la stabilizzazione, il passaggio da un contratto precario a un contratto a tempo indeterminato. Sempre per televisione è una cosa è diverso. È diverso, vedere in persona, no, più normale, bravo, è la parola più giusta, più normale. 71 milioni per non aver fatto i controlli. Se uno non fa i controlli, come può dire che lui è un delinquente? E noi adesso dovremo avere delle cartelle esattoriali per aver prodotto latte in Italia. È ora di finirla di prendere in giro i veneti. Ci hanno preso in giro per 20 anni e io credo che noi meritiamo di più. Una classe politica che onestamente ti guarda negli occhi e ti dice la verità e non gli dice le balle, perché dopo se ti dicono di non rispettare la legge, quello che paga le conseguenze, il CT non sono mica. Questo è l'oro del Veneto. Che va risolto questo problema. Da voi vi arrivano le cartelle esattoriali adesso da pagare. Non è tanca massa mi le carte nella mia vita. Adesso voglio fare, la politica deve fare, non essere le carte. Riusciremo a migliorare la sanità? Il Veneto purtroppo nel giro di un solo anno è stato declassato al 5° posto nella seconda regione migliore per la sanità e in un solo anno abbiamo perso 3 posti. Il politico non deve mica aver paura della gente, ma scherziamo. 250 comuni. Ho parlato ad oggi con 15.000 persone, ho visitato 40 aziende. Ho visitato 230 mercati, parlato con 500 ambulanti, commercianti, Confcommercio, industriali e poi via via continuerò. E noi vinciamo se siamo tutti convinti di vincere, di voltare definitivamente pagina dopo il ventennio Galan Zaia e i primi a dover essere entusiasti e fiduciosi siamo noi.